Direi che possiamo iniziare. Innanzitutto grazie a tutti di essere venuti e vi do il benvenuto a questo incontro dedicato a Maria e Antonio Fogazzaro. È per noi un grande piacere avere qui la classe, la quinta del liceo, e vi ringrazio tantissimo ragazzi di essere venuti. Ringrazio il vostro professore Fabio Girardello di avervi accompagnato e la vostra dirigente scolastica, la professoressa Emanuela Daros, che vi ha autorizzati a venire qui. È per noi un grande onore avere qui il sindaco della città di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, l'assessore alla cultura Antonella Ugliana, che ci farà da padrina, e l'assessore alla cultura di Velodastico. Velodastico era il comune dove visse per molto tempo Antonio Fogazzaro alla Montanina e lì si ispirò per le sue opere. Ringrazio della sua presenza il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Sant'Antonio ed ora saluto i nostri ospiti. Saluto la direttrice del museo, la dottoressa Orietta Pizzol, una cara amica che ormai ci sopporta da tanto tempo. E saluto per la rappresentanza dell'Associazione Nazionale Alpini il signor Roberto Gri. Saluto e ringrazio la sua presenza in rappresentanza del coro alpino Umberto Darcier, che tra l'altro ha conosciuto personalmente Maria Fogazzaro. Sarà quindi una sua testimonianza, ci farà piacere una sua testimonianza. E saluto e ringrazio Don Egidio Mion della Casa San Raffaele, la signora Augusta della Casa San Raffaele. Ringrazio le signore che fanno parte della Casa San Raffaele di essere venute, grazie di essere qui presenti e aver accettato il nostro invito. E saluto anche il rappresentante del coro ANA, Alessio Toffolon. Grazie di essere venuti. Ed ora lascio la parola per aprire questo convegno al sindaco Antonio Miatto. Buongiorno a tutti, benvenuti, vi ringrazio per l'invito. Vorrei fare i miei complimenti all'Associazione Amici di Vittorio Veneto perché è sempre attiva, perché crea eventi di assoluto interesse come quello di oggi. Anch'io ho fatto il mio liceo classico, però di Fogazzaro, devo ammettere, è stato un lampo, un nome del quale ricordo solo che era di Vicenza, vicentino comunque, che era stato senatore della Repubblica, i titoli delle sue opere che non ho letto e quindi era l'occasione giusta oggi per coprire un buco probabilmente grave che avevo. E invece altri doveri mi chiamano, per cui almeno un quarto alle 11 io devo essere da un'altra parte. Mi farò fare dalla mia assessore della cultura una lezioncina a parte per me di recupero. Grazie quindi e complimenti. Grazie al sindaco e all'amministrazione comunale che ci ha dato l'opportunità di poter svolgere questo evento in questa meravigliosa sala che ci fa da cornice. Ed ora lascio ad aprire il convegno alla nostra ci fa da padrina, la professoressa e assessore Antonella Ugliana. Grazie a tutti, mi fa piacere vedere anche una scuola qui questa mattina. Per noi come amministrazione avere delle associazioni che si dedicano a riscoprire figure importanti per la nostra città, a valorizzare quello che è il nostro patrimonio artistico, culturale e storico è una cosa assolutamente positiva. Quindi ben vengano questi convegni e da noi avrete sempre aiuto e appoggio. Quando mi è stato chiesto di introdurre questo convegno, al di là del fatto che ho immediatamente riflettuto su questa figura straordinaria, più che su quella del padre, che magari tutti più o meno conosciamo, ma sulla figura straordinaria della figlia, ho cercato di capire che cosa in realtà leghi questa famiglia Fogazzaro alla nostra città. E è assolutamente chiaro che la famiglia Fogazzaro rientra all'interno di quelle famiglie di importanti benefattori che con il loro contributo a vario titolo, culturale, economico, immobiliare, hanno reso la nostra città quella che è. In particolare, e mi è piaciuto molto il sottotitolo del convegno,
vi sono comunioni d'anime che la morte non spezza. Ho trovato davvero particolare questo legame strettissimo che univa la figlia Maria, la terzogenita, se non sbaglio, di Fogazzaro, al padre, che rimase vicino a lui fino alla morte e che dopo la morte del padre si dedicò a lui, nel senso che continuò e volle continuare a mantenere in vita il suo ricordo come scrittore, come letterato, anche come uomo, nel suo spessore di uomo. Ecco perché mi piace molto questo legame che non si spezza neanche dopo la morte, che è quello che credo ognuno di noi possa provare nei confronti di una persona cara che ha dato molto e con cui la propria vita è stata fortemente, intensamente intrecciata. Ma devo dirvi anche che fino a ieri questa magnifica sala era occupata da un convegno di CIMIC con degli ufficiali della NATO che ragionavano sul concetto di rapporti tra civili e militari e quindi di una parola che ora si usa molto, della resilienza piegata all'interno di quel contesto. Bene, leggendo la vita di Maria Fogazzaro, io l'ho trovata, e mi scuso se dico una cosa non corretta con i relatori illustri di oggi, una figura di donna resiliente, nel senso che in un'epoca in cui lei ha vissuto il periodo della Prima Guerra Mondiale, anche della Seconda, ma in un'epoca in cui a Vicenza ci si trovava a confrontarsi con la realtà dei profughi che provenivano dai territori più disparati, dei territori occupati dall'Austria, nei momenti in cui ci si doveva confrontare con il problema delle vedove di guerra, dei figli abbandonati, delle famiglie abbandonate da chi era stato richiamato. Ecco, lì c'era Maria ad aiutare. Fu anche crocerossina e fu una donna che, dotata di una grandissima fede viva, sincera, direi senza dubbi incrollabile, si dedicò agli altri. È quello che fa poi qui anche a Vittorio Veneto con la casa di San Raffaele, ma di questo vi parleranno gli altri. Una cosa che a me fa particolarmente piacere, mi è anche stato chiesto di informarmi su questo e di comprendere un po' di più, è il patrimonio artistico che da parte della famiglia Fogazzaro viene dato in deposito al Museo Diocesano d'Arte Sacra. Sono delle opere per lo più di artisti ignoti, a parte uno. Noi non abbiamo pensato oggi di farvele vedere qui, ma io vorrei fare con voi questo piccolo, soprattutto con gli studenti, questo piccolo gioco, se vogliamo così. Io vi do il titolo delle opere e ve le descrivo brevissimamente. Quando poi voi, accompagnati dal vostro professore, andrete a visitare il Museo Diocesano d'Arte Sacra, magari qualcuna di queste, se voi state attenti oggi, la potreste anche riconoscere. Non sono molte, però ve le elenco, come appunto mi è stato chiesto. C'è un'opera di Scuola Veneta, che è quella poi presente nel retro del pieghevole, un'opera di Scuola Veneta del Cinquecento ed è una Madonna con bambino, un San Giovanni Battista e Santa Caterina d'Alessandria. È una tipica sacra conversazione veneta, alla veneta, dove lo spazio sacro è delimitato da un tendaggio che lascia, e anche questo è l'aspetto tipicamente veneto, lascia vedere un orizzonte paesaggistico dietro. Quindi questo rapporto, lo dico soprattutto per gli studenti, tra uomo e natura che si instaura in modo evidente nella cultura artistica veneziana tra 4 e 500. C'è poi un ovale del XVIII secolo di ignoto e anche qui un tema sacro, una Madonna con bambino e San Gaetano d'Atiene. Questa è un'immagine, secondo me, tenerissima di questa Madonna che posa il braccio destro sulla
spalla di San Gaetano. Dopo aver consegnato tra le ginocchia di San Gaetano il bambino, e l'immagine straordinaria di questo bambino che alza le braccia verso la mamma quasi a cercarla. E il bimbo Gesù è presente anche in una Madonna in gloria, questa volta legata a un altro santo. Mi fa davvero piacere che prendiate appunti, bravi ragazzi. È bravo il professore che le dà questo tipo di indicazioni. Una Madonna in gloria, dicevo, con l'estasi di Sant'Antonio. Qui c'è il bambino invece che pone la mano sulla testa del santo. Quindi l'immagine di due Gesù bambini in posizioni diverse, rappresentati da artisti diversi con una tenerezza infinita. Anche questo è un artista ignoto, infatti sarebbe molto bello poter studiare quest'opere di più per poter magari attribuirle. C'è poi un'opera del XVIII secolo, sempre di un ignoto, una visitazione. Sapete il tema famoso dipinto anche da Giotto nella Cappella Scrovegni della Madonna che incontra Santa Elisabetta immediatamente dopo aver concepito, e Santa Elisabetta a sua volta, pur essendo una donna anziana, ha ormai una gravidanza avanzata. Ecco, anche questa è un'immagine molto interessante perché viene definita nel catalogo come visita della Madonna Santa Elisabetta e San Zaccaria. Secondo me non è San Zaccaria, magari andrete a vederlo, secondo me invece è San Giuseppe, perché non ha le caratteristiche iconografiche di San Zaccaria. C'è poi ci sono altri due dipinti che rappresentano due santi, un ignoto del XVIII secolo e un San Giovanni della Croce, interessante perché rappresenta la meditazione sulla finis vitae. È un santo che con una mano portata al petto sta meditando in modo assorto sulla sofferenza di Cristo e sulla fine della vita. C'è infatti un teschio come elemento iconografico che riporta a questo messaggio. Ecco, poi arriviamo all'opera, l'unica tra queste per la quale è stato possibile dare una probabile però attribuzione, un Antonio Zanchi forse, ed è un San Sebastiano martire. Zanchi è un artista che lavora e impara molto alla bottega veneziana del Tintoretto e lavora infatti a Venezia. E in questo San Sebastiano c'è il corpo del santo atteggiato in modo manieristico, con quella luminosità che fa rientrare Zanchi all'interno di quel tipo di pittura che viene definita dei tenebrosi. Ed è interessante proprio perché collega quello che è il manierismo romano alla cultura veneta attraverso la lezione appunto del grande Tintoretto. Ho quasi finito, arriviamo poi a due scene di caccia movimentate con tanti particolari, anche queste di due ignoti. E poi c'è un'opera del XVII secolo di scuola fiamminga che rappresenta una battaglia. E qui, come voi sapete, la scuola fiamminga e le opere d'arte fiamminga vanno viste molto da vicino. È una pittura analitica, lenticolare, dove rappresenta all'interno di questo spazio tantissimi dettagli e particolari che vanno osservati in modo molto particolare. Io chiudo qui, era quello che mi aveva chiesto Maria Grazia di fare questa ricognizione. Spero che quando andiate a visitare il museo, perché va visto anche il Museo Diocesano d'Arte Sacra, possiate cogliere qualche spunto da quello che vi ho detto. Io comunque intanto voglio concludere dicendo che anche per questo la famiglia Fogazzaro e Maria Fogazzaro, poi in questo caso in particolare, che ha voluto poi donare le opere della sua famiglia, deve essere assolutamente ricordata e annoverata tra i grandi personaggi che hanno fatto grande la cultura e hanno arricchito il nostro patrimonio. Grazie.
Ringrazio l'assessore alla cultura di questa splendida spiegazione che ci ha dato e ricordo che alla fine del convegno ci sarà la visita guidata al Museo di Arte Sacra, si attraversa la piazza e andiamo nel seminario. Ed ora vi presento i relatori, la signora Maria Luisa Guarato, insegnante, laica consacrata della Casa San Raffaele, e il professor Giovanni Matteo Filosofo, docente di lettere e filosofia e scrittore. Però, mi sentite? Prima di iniziare vorrei spiegarvi il motivo di questo convegno, organizzato dall'Associazione Amici di Vittorio Veneto che ho l'onore di rappresentare. Questo convegno vuole essere un incontro culturale per far conoscere un personaggio importante della letteratura italiana, lo scrittore e romanziere Antonio Fogazzaro, che tutti conosciamo, ma a scuola lo abbiamo studiato poco, approfondito poco, e questa sarà un'occasione per conoscere meglio, per conoscere il mondo di Fogazzaro attraverso la relazione e le parole del professor Giovanni Matteo Filosofo. Accanto alla figura di Antonio Fogazzaro, rimasta nell'ombra, è la figlia Maria, la quale vive un legame profondo con il padre, una comunione d'anime che la morte non spezza, che è il sottotitolo, come avete sentito, della nostra locandina. Ed è stata una nostra concittadina, una figura molto importante per la nostra città, e parlerà di lei Maria Luisa Guarato. È la prima volta che l'Associazione Amici di Vittorio Veneto dedica un convegno ad una donna, anche se in verità nel 2004 dedicammo un convegno ad altre figure femminili, con il monastero e la città, dedicata però a una comunità religiosa femminile del monastero di clausura di San Giacomo di Veglia, ma in un ambito diverso, in relazione con la città, nella funzione sociale e spirituale, in un contesto artistico-architettonico. Questa volta invece parleremo in modo particolare di una figura femminile che pochi conoscono, Maria Fogazzaro, legata appunto alla nostra città. Maria visse per molti anni a Casa San Raffaele qui a Vittorio Veneto, fino alla morte avvenuta il 30 settembre del 1952. Per questo motivo noi oggi vogliamo ricordare in occasione della ricorrenza dell'anniversario della sua morte. Per noi, amici di Vittorio Veneto, Casa San Raffaele c'è molto cara. Perché l'anno scorso, mentre stavamo organizzando la gita a Velodastico per rendere omaggio a Brandolini Dadda in occasione del centenario caduto in battaglia proprio in quei luoghi e per visitare anche la Montanina, la casa di San Raffaele, il nostro segretario d'allora, Piero Sartori, si recava a Casa San Raffaele per portare l'invito a partecipare alla vita. E mentre percorreva il vialetto del giardino dell'Istituto San Raffaele fu colpito un malore. E concluse così il suo viaggio terreno, proprio lì dove amava passeggiare Maria Fogazzaro, nella casa di San Raffaele. Noi lo ricordiamo con molto affetto e a lui, a Piero Sartori, dedichiamo questo convegno. Prima però di dare la parola ai relatori, che ci guideranno a percorrere la vita e la storia di Maria e Antonio Fogazzaro, voglio anticiparvi alcune riflessioni che ho fatto leggendo i libri che gentilmente Don Egidio della Casa San Raffaele mi ha prestato. Leggendo le lettere di Antonio Fogazzaro mi ha colpito molto la descrizione che fa della figlia Maria, descrivendola così: è bruna, ha il naso grosso, molti capelli neri, non però quanti ne ha Gina, la sorella maggiore, tace lungamente dopo mangiato anche senza dormire, indizio di montà. Dalla descrizione che ne fa non sembra che Maria sia stata una gran bella ragazza. Ha il naso grosso, capelli neri, se fossero stati biondi forse avrebbero fatto un altro effetto, e non era come la sorella Gina che andò sposa al conte Roy, forse perché era più carina. Ma ciò che importa di più al padre Antonio è la bontà di Maria, è la sua intelligenza. In altre lettere il padre scriverà ancora di lei così: Maria è già proprio una cara compagnia, non è molto carezzevole, ma per vivacità, intelligenza e buon gusto si può essere contenti davvero. Questa immagine di Maria Fogazzaro mi ha colpito moltissimo e mi ha fatto riflettere pensando ai genitori di oggi. Se la figlia ha un brutto naso o ha poco seno, regalano per il compleanno un intervento di chirurgia plastica. Certo, a quei tempi la medicina estetica non esisteva ancora, ma quello che vorrei sottolineare è questo: come fosse più importante per Fogazzaro, ma anche per la figlia Maria, curare la parte interiore, esaltare le qualità intellettive piuttosto che l'aspetto fisico.
È la bellezza interiore che ha fatto di Maria una donna straordinaria. E lo dico rivolgendomi a voi ragazze del liceo, qui presenti. Se non vi sentite tanto apprezzate per il vostro aspetto fisico, non curatevene. Pensate a Maria ed Antonio Fogazzaro, quanta bellezza hanno saputo esprimere con la loro intelligenza, con la loro sensibilità, una bellezza immortale, se ancora oggi possiamo leggere nei libri e nelle loro opere. Maria non era certo bella, fu colpita anche da una grave malattia, la cossite, artrite all'anca, che le ha lasciato per tutta la vita un difetto fisico nella deambulazione. Era claudicante e dovette quindi usare per molto tempo, dovette anche essere accompagnata con la carrozzella. E c'è nella locandina, vedete il papà che tiene in braccio la bambina anche per questo motivo. Ma Maria ha saputo esaltare la sua bellezza e bontà interiore. Aveva un grande amore per la musica, suonava il pianoforte, studiava la lingua, la letteratura, la filosofia. Aveva una grande bontà d'animo, come diceva il padre. Fu esempio nel 1915, quando il terremoto devastò la regione Avezzano. Prestò la sua opera nei luoghi della sciagura. Ma ben più larga azione caritativa fu quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale. Divenne infermiera volontaria della Croce Rossa italiana, fece parte del comitato di preparazione civile per assistere i connazionali rimpatriati e disoccupati, per soccorrere le famiglie di richiamati. Maria Fogazzaro fu colei che impersonò nella maniera cristianamente, italianamente più nobile l'anima di Vicenza e delle donne vicentine. Questo è quello che si legge nella cronaca di allora. Negli anni in cui la città palladiana fu prossima al ritrovio dell'esercito combattente e udiva degli altopiani di Asiago dal Grappa scendere il rombo della lotta. Cessato il conflitto bellico, il generale Pecori Cirardi, in una solenne cerimonia, decorava Maria Fogazzaro della Croce di Guerra, con la seguente motivazione. Anima pia, gentile, benefica, durante l'intero periodo della guerra, quale presidente del Comitato di Assistenza Femminile di Vicenza, legò il suo nome a tutte le feconde iniziative e a tutte le istituzioni che ebbero per fine l'assistenza ai soldati, ai profughi e alle loro famiglie, dirigendo generosamente posti di conforto, distribuzione di sussidi e ricerche di notizie. Nei momenti più gravi durante le incursioni aeree e le offensive nemiche, che costituirono un imminente pericolo per la città di Vicenza, rimasi intrepidamente al suo posto, mirabile esempio di virtù umane, cittadine e patriottiche. Noi oggi siamo qui nel Museo della Battaglia, non c'è luogo migliore per ricordarla, anche la presenza degli alpini. Una donna che ha dedicato tutta la sua vita ad aiutare le persone in difficoltà, donne e bambini. Privandosi di suoi beni, era ricca di nobile famiglia. E pensate che dopo la morte della madre, infermiera per malattia che Maria con spirito altruistico accudì, vendette la villa di famiglia, dopo però aver trovato un posto di lavoro ai suoi domestici e ha dato loro una buona uscita, il TFR. Come datore di lavoro è stata davvero un buon esempio, e lo dico da consulente del lavoro. Con i soldi della vendita della villa aiutò le famiglie bisognose e qui a Vittorio Veneto acquistò il primo nucleo della casa San Raffaele e donò il terreno dove oggi sorge la casa dello studente. Ma la grandezza di Maria Fogazzaro, dal naso grosso e dai capelli neri, la prendiamo dalle cronache di allora, dei giornali dell'epoca, dei tanti telegrammi giunti da tutte le parti d'Italia quando morì qui a Vittorio Veneto. Dimostrazioni di stima ed affetto sono giunte da parte di autorità politiche, religiose e militari. E sono rimasta veramente stupita per leggere i telegrammi, le parole di stima e riconoscenza giunte da tutte le parti d'Italia, dal Vaticano, dall'onorevole Francesco Franceschini, a cui l'Associazione Amici Vittorio Veneto dedicò un convegno, dalle numerose testate giornalistiche, il Messaggero, il Giornale di Vicenza, il Gazzettino, il Giornale d'Italia, l'Europeo, l'Osservatorio Normanno, tutti scrissero di Maria Fogazzaro. E il sindaco di Vittorio Veneto di allora, Vittorio della Porta, depose sulla bara di Maria Fogazzaro il fiore della gratitudine e attorno alla bara i valletti del comune di Vittorio Veneto in servizio d'onore. I valletti municipali, per chi non lo sapesse, erano dei bambini in abito da cerimonia, erano vestiti con una mantellina azzurra che sembravano dei pagetti e avevano la funzione di scorta d'onore al gonfalone municipale durante le manifestazioni ufficiali. Ed io, signor Sindaco, se mi permette, riprisidinerei questi valletti, se non altro per farli partecipi alla vita collettiva e comunitaria. Concludo leggendovi le parole del Sindaco della Porta alla cerimonia funebre.
Maria Fogazzaro, ultima figlia del grande poeta, si è spenta in quella città che l'amava, benemerita per l'istituzione di casa, la Casa San Raffaele, e per tante opere compiute, lascia largo rimpianto di sé. Noi oggi non vogliamo ripiangere Maria Fogazzaro, desideriamo renderle omaggio e ricordarla affinché possa essere un esempio per tutti. Grazie dell'ascolto. Allora, forse vi ho tediato, ma valeva la pena, insomma, per quanto riguarda anche la mia città, ricordare Maria, quella che ha fatto nella nostra città. Ed ora lascio la parola al professor filosofo. Una breve premessa e alcune note biografiche possono servire per meglio capire l'uomo Fogazzaro prima ancora dell'artista. Egli nasce a Vicenza nel 1842 dal matrimonio tra Mariano Fogazzaro e Teresa Barrera. Mariano Fogazzaro proviene dai Fogazzaro che ancora nel Cinquecento abitavano sui monti di Requaro e scendono al piano nel Settecento, abbandonando la pastorizia d'origine per intraprendere attività in manifatture, come allora era ormai divenuto di moda per quanti potevano gestire queste attività preindustriali. C'è quindi una ricchezza che si accumula e che viene ereditata da Giovanni Antonio, il nonno di Antonio Fogazzaro. Giovanni Antonio arriva in città a Vicenza e acquista Palazzo Carpagnon come sede di rappresentanza della famiglia e poi acquista una vasta tenuta a Montegalda dotata di una villa rinascimentale, l'attuale villa Colbacchini, Roy Colbacchini. E molto tirchio fino proprio all'eccesso, e concede al figlio Mariano soltanto una piccolissima rendita che gli permette a malapena di tirare avanti la sua famiglia, perché Mariano Fogazzaro, sposando Teresa Barrera, certamente fra i due era quello che aveva meno mezzi. Era dotato di per sé di una acuta intelligenza, sapeva suonare molto bene il pianoforte, aveva una vasta cultura musicale, era esperto di botanica, molto bravo a coltivare fiori, piante, giardini, e poi era anti-austriaco, quindi patriota, però anche lì un lato del suo carattere un po' debole, mai sulle barricate, sempre in seconda linea, sempre a parole anti-austriaco, ma non con le azioni. E invece Teresa Barrera proviene da Oria, Alta Lombardia, comune di Valsolda, e ha seguito il padre Pietro Barrera, ingegnere, nel Vicentino, e ha conosciuto appunto Mariano. Si sono innamorati, si sono sposati, sono andati a abitare in una modesta casa lindidamente borghese in via dei Carmini, attuale corso Fogazzaro, che interseca il famoso corso Palladio a Vicenza. E quindi una famiglia che vive in ristrettezze economiche, e tant'è che succederà che ad esempio d'inverno Mariano fu costretto anche a girare il proprio paltò per non avere i soldi per acquistarne uno invernale, uno nuovo. Antonio nasce nel 1842 e a 3 anni è già un bambino prodigio.
dagli studi che ho compiuto, ho trovato nelle ricerche che ho compiuto nella biblioteca bertolliana, la più grande biblioteca di terraferma, la più grande è il Marciana di Venezia. Ho trovato una lettera nel fondo Fogazzaro. Lì per lì non ho creduto che fosse del piccolo Antonio, a 3 anni, scrivere una lettera all'amico gaetanino, sarebbe stato Gaetano Valmarana, che aveva qualche anno più di lui, e di questo tenore: caro Gaetanino, quando è che vieni a trovarmi? Giocheremo agli indiani. Tuo amico Tony. Scrittura in tralice, leggermente di traverso, vero? Forse la mano era stata condotta, ma sta di fatto che poi avanzo con la ricerca e trovo una lettera che scrive a 6 anni, stessa scrittura, stesso stile, vero, grafico, e quindi anche la prima lettera era autenticamente di Antonio. E sta di fatto che in brevissimo tempo impara a parlare l'italiano, il latino, il francese, il tedesco e perfino il greco. Non di rado, quando c'è qualche anniversario, il Natale, la Pasqua, l'onomastico, il compleanno di qualcuno dei familiari, si diverte quasi come un vezzo a scrivere le sue lettere in lingua, quindi usando ora il tedesco, ora il greco, eccetera. Ecco, si diverte. Quindi un amante della cultura già da piccolo. Legge un po' di tutto, anche opere da adulti, opere anche straniere, soprattutto autori francesi e di origine tedesca. E compie gli studi in casa, è seguito dapprima da Mariano, il papà, il quale è molto diligente nel cercare di fornire al suo allievo del materiale dove incontrasse almeno qualche difficoltà, e poi, quando diventa più grandicello, viene seguito dallo zio Don Giuseppe Fogazzaro, grande personaggio della Vicenza dell'epoca e non solo, vero, patriota, anti-austriaco e amante della cultura. Le loro non sono lezioni, sono conversazioni a tutto campo. Questo serve per allargare la mente del ragazzino, vero? E poi quando è esule, Don Giuseppe è esule in Toscana per mettersi in salvo dal ritorno degli austriaci dopo il 48, i moti del 48 e la prima guerra d'indipendenza, scappa in Toscana e si rifugia in Toscana e da lì scrive al nipote informandosi sulla sua formazione, sul fatto soprattutto se curasse il disegno, perché amava moltissimo l'arte. È un qualcosa che rimarrà nella personalità del Fogazzaro, perché troveremo in varie opere poi proprio questo aspetto artistico che verrà portato all'eccesso nella costruzione della sua villa, la Montanina di Velodastico. Durante questi anni la famiglia d'estate sale ad Oria, quindi ecco il paesaggio di Oria che entra nel mondo del Fogazzaro con la villa protesa con il terrazzino sulla Darsena, sul lago di Lugano, Alta Lombardia, con il giardino profumato dell'Alia Fragrance, i cipressi e i monti tutto attorno. Ecco un mondo che viene quasi fotografato dal bambino ormai cresciuto, che verrà portato dentro di sé come il mondo dell'infanzia, il mondo che lui ama e che poi tradurrà in un romanzo.
e nella scuola pubblica entra quando frequenta il liceo. Il liceo lo frequenta al liceo Pigafetta di Vicenza e ha la fortuna di avere come insegnante di lettere un grandissimo poeta, Giacomo Zanella, il quale capisce le doti del suo allievo, gli fornisce materiale a non finire per allargare ancora di più la sua conoscenza, il suo amore per la poesia, il suo amore per la letteratura. Infine, dopo la maturità, la scelta universitaria è non però lettere, come Antonio avrebbe voluto, ma giurisprudenza, come invece vuole Mariano. Mariano, vero, che era nulla facente, voleva una professione per il figlio, temeva che il figlio così dotato, come d'altra parte era dotato lui, nella vita non riuscisse a fare nulla. E quindi ecco l'obiettivo di fargli prendere la laurea in legge per aprire poi uno studio giuridico a Vicenza. Dapprima a Padova, dove non fa nessun esame, fa di tutto, legge di tutto, ma i testi giuridici proprio non gli piacciono. Poi la famiglia viene costretta, sempre per gli eventi riferiti ai moti risorgimentali e alle guerre per l'indipendenza, si trasferisce a Torino, quindi frequenta a Torino l'università e infine si trasferisce a Milano, dove si laurea e va a fare tirocinio, oggi diremmo, nello studio di Pompeo Castelli, l'avvocato Pompeo Castelli, un grande studio giuridico. E nel frattempo ha approfondito la conoscenza con Margherita Valmarana, l'aveva conosciuta a Torino, anche i Valmarana erano esuli a Torino, e gli piace, la ragazza gli piace, vero? I due approfondiscono la loro conoscenza, decidono di sposarsi. E Margherita proviene da una famiglia famosa, i Valmarana hanno preso il posto della grande famiglia Velo, i Velo che avevano dominato nell'Alto Vicentino, nell'ultima conca della Valdastico, ovvero dal X secolo fino al 1800, ecco, si sta ormai spegnendo questa loro dinastia e vengono sostituiti proprio dai Valmarana, che hanno una loro villa proprio a Seghe di Velodastico. Era una villa che era appartenuta alla famiglia Velo e poi è stata acquistata dalla famiglia Valmarana. Quindi sposa una ricca. Hanno 3 figli, il primo Mariano, che morirà però a 20 anni di febbre tifoidea, un grandissimo dolore straziante, avrà delle parole poetiche magnifiche per questo figlio che a un certo punto termina la sua esistenza. Poi Gina, la secondogenita, che sposa il conte Giuseppe Roi, avrà 5 figli, e infine la piccola Maria, che nasce nel 1881, l'anno fatidico, l'anno in cui Fogazzaro si accinge ad iniziare il romanzo Daniele Cortis, scritto quasi interamente a Velodastico. E questa volta la vacanza nella Valsolda si alterna alle lunghe vacanze che Antonio Fogazzaro passa al seguito della moglie nella villa dei suoceri a Seghe di Velo. È lì che conosce un altro ambiente, quello della Valdastico, e la sua è una villeggiatura di lavoro, perché in verità proprio quando andava a villeggiare scriveva moltissimo, quasi ogni giorno, tantissimi fogli numerati che poi venivano messi in ordine, vero? E addirittura ci sono delle lettere in cui dice da Seghe di Velo: oggi
ho terminato l'800ª pagina del romanzo, quindi pensate che razza di lavoro, tutto scritto a mano naturalmente, quindi non aveva né copista né computer né alcun altro mezzo social per poter scrivere. La professione di avvocato a Milano procede zoppicando. Ad un certo punto è il critico Gino Capponi a scrivere a Mariano Fogazzaro. Ha appena letto Miranda, la prima raccolta di poesie del Fogazzaro. Io qui ho una pubblicazione antica che contiene sia le poesie di Miranda fino a pagina 185, sia quelle della Valsolda nelle pagine seguenti. E gli scrive, gli dice di lasciare libero il figlio, di seguire la sua strada. Ha delle doti, lasciatelo andare per la sua strada. E questa volta Mariano vuole leggere anche lui Miranda, rimane entusiasta del contenuto di questo poemetto e lui stesso, dopo alcuni infruttuosi tentativi del figlio di trovare una casa editrice che pubblicasse l'opera, lui stesso con i propri soldi fa pubblicare quest'opera. Ecco, io qui ho portato quasi come un vezzo, mi ripeto, io sono anche un ricercatore di documenti, quindi sono riuscito a recuperare parecchi, quasi tutti i romanzi e le opere del Fogazzaro, anche tramite donazioni, perché chi mi conosce mi segue negli itinerari che ogni anno faccio, ad un certo punto dona, non a me, ma al Museo Mostra Fogazzariana il materiale. Ecco, questo qua è Miranda. Allora, questo è la pubblicazione vera e propria e questo è un vade mecum. E allora lì per lì io pensavo, quando l'ho preso, l'ho avuto tra le mani, avete visto c'è un piccolo astuccio, no? Pensavo che fosse un'abitudine delle donne dell'epoca, nobili, ricche borghesi, di portarsi nella borsetta queste pubblicazioni. E invece quando ho visto la data, 1917, e ho visto prima, seppur di sfuggita, il vostro museo, io ho pensato che queste pubblicazioni venissero lette soprattutto dai soldati letterati che sapevano leggere e scrivere, che si portavano nello zaino queste opere, vero, da consultare. 1917. Ecco, è una rarità comunque, perché in verità è stata una collana e addirittura è costata 3 lire questo, costava. Addirittura si vendeva anche il supporto per conservare queste reliquie, chiamiamole reliquie. Sta di fatto allora che Fogazzaro comincia a comporre, comincia a scrivere. Noi sappiamo tutti che l'opera che lo ha reso famoso è Piccolo mondo antico, che però scrive dopo aver composto Malombra, dopo aver composto il Daniele Cortis, dopo aver composto Il mistero del poeta. Quindi arriva come quarto romanzo. La poesia non gli basta più. Ha capito che i suoi pensieri devono trovare un canale narrativo, sia pure poetico, ricco di poesia, e lo trova appunto nel romanzo. E Piccolo mondo antico allora riflette nello scenario gli anni dell'infanzia passati nella Valsolda. Lo scenario è quello di Oria, indubbiamente. Se noi andiamo a visitare questo paese possiamo farlo con il libro in mano, come succede spesso in Fogazzaro, perché lui era sempre alla ricerca
diciamo quasi spasmodica di un paesaggio in cui collocare i suoi personaggi. E c'è il caso, perché il romanzo verte molto sul caso. Il caso è quello di due sposi, Franco Maironi e Luisa Rigei. Franco Maironi, carattere un po' debole, dolce, patriota, e lei credente, mentre la moglie, energica, volitiva, è non credente. Quindi ecco il caso. Da un lato lui che pensa al di là, dall'altro lei che pensa al di qua. Da un lato la trascendenza e dall'altro, in opposto, l'immanenza. E quindi il romanzo, nasce, si sviluppa, si approfondisce attraverso questo dissidio, questo dualismo, e che tocca il suo acume, tocca il suo vertice, il punto di crisi, quando muore Ombretta, detta Maria, annegata nel lago perché stava seguendo la sua barchetta. E questo porta lei alla disperazione più nera. Lei che non crede diventa debole. Lui reagisce perché lui crede. Lui è un credente, riesce a diventare più forte di lei. Parte per la guerra, è la seconda guerra di indipendenza, 1859, però prima della partenza passano un'ultima notte insieme, si erano divisi, si riuniscono per un'ultima notte all'Isola Bella, è una località vicino proprio ad Oria. E al mattino, quando lei si sveglia, capisce che dentro di lei, nel suo grembo, c'è un germe di vita che le farà affrontare l'esistenza. Lui parte e muore durante le battaglie. Lei continuerà a vivere e chiamerà Piero il suo nuovo nato. Questo è il succo del romanzo, poi naturalmente arricchito da tantissime figurine, come era nella poetica fogazzariana, però questo è. Eppure, malgrado la critica consideri Piccolo Mondo Antico, l'emblema della poetica fogazzariana, secondo me, ed è il mio parere, Piccolo Mondo Antico non riflette, se non in parte, la poetica fogazzariana. Ci sono altri romanzi, molto più diffusi, che ci fanno capire quali erano i veri temi, dell'uomo Fogazzaro e dell'artista Fogazzaro. E io ve ne cito soltanto alcuni, ma anche a beneficio degli studenti che vedo molto attenti sotto questo profilo. Ecco, i temi dei romanzi, sono tematiche che rappresentano una novità assoluta nel campo della letteratura. D'altronde era stato lo stesso Fogazzaro, in una conferenza tenuta al Teatro Olimpico di Vicenza nel 1772, quando ancora non aveva scritto nemmeno una riga di romanzo, a tenere una celebre conferenza sull'avvenire del romanzo in Italia, in cui lui dice come gli scienziati devono approfondire, così gli scrittori, i narratori devono penetrare oltre la superficie dell'anima, indagandone i flutti più nascosti, più turbolenti, più segreti. Ecco, questo è il tema dei romanzi fogazzariani, che devono narrare, devono indagare i moti
dell'animo, non quindi il romanzo storico nella scia, vero, del romanzo storico manzoniano, ma qualcosa di nuovo. Gli scrittori devono dedicarsi proprio a studiare questi sentimenti che fanno parte, prima di tutto, della personalità del Fogazzaro, in secondo luogo della persona che si vuole indagare, che si vuole raccontare. Riguardo poi a questa tematica, quella del paesaggio, vero, che è una vera pietra miliare della letteratura fogazzariana, se Oria riflette, come abbiamo visto, i luoghi conosciuti di quando era piccolo, vero, e altri ambienti, come la Valdastico, riflettono gli anni della giovinezza, gli anni della maturità, gli anni della vecchiaia. La Valdastico abbiamo visto che entra nel mondo fogazzariano quando, al seguito della moglie, raggiunge i suoceri, vero? Rimane incantato da questo ultimo sbocco della valle, circondata da montagne che gli sembrano molto molto vicine, attraenti, vero? E se Oria è una terra che tanta parte ha nel tessuto narrativo del piccolo mondo antico, vero? La Valdastico con Tonezza è lo scenario in cui si muovono i personaggi del Daniele Cortis, edito nel 1885, lo scenario, vero, di Piccolo Mondo Moderno, sesto capitolo, Venia di Fonte Alta, 1900, e infine Leila, l'ultimo romanzo pubblicato nel 1910. Sempre la ricerca, vero, di un ambiente e di una natura partecipi mai estranei ai moti dell'animo, a quelli che lui aveva citato come moti dell'animo. Il poeta trova in questi luoghi atmosfere che sono spesso complici dell'intreccio irrazionale dei sentimenti. D'altra parte è lui stesso a dire in un'intervista: non posso scrivere il romanzo se non conosco il paese in cui si svolge. Per me la natura non è soltanto il quadro su cui campeggiano le figure, su cui si profilano i volti, è, direi, quasi lo sfondo stesso, e la luce e l'ombra delle anime. E quindi lui ci presenta un paesaggio animato. Animato da che cosa? Dallo spirito. Tutte le presenze sono animate dallo spirito. Potremmo dire spirito come Dio creatore. E sono partecipi proprio di quello che l'uomo, il protagonista, prova in quel momento. Ne abbiamo una riprova proprio ripercorrendo, vero, il paesaggio animato che previene e accompagna, ad esempio nel Daniele Cortis, il duetto amoroso fra Daniele ed Elena, i due cugini, lui deputato al Parlamento, lei sposa infelice di un barone rude, vizioso, violento, cui la lega una fiera lealtà di donna orgogliosa e superiore. Amore sempre tentatore, sempre presente in ogni momento di questa loro vacanza in quella che lui chiama Villa Scura, Velodastico, Villa Scura, e ostacolato da un lato dalla passione politica di lui, proteso a fondare un nuovo partito, pur di cattolici, ma aconfessionale, staccato quindi dalla Chiesa, indipendente dalla Chiesa, con un programma basato sul progresso sociale e civile della nazione italiana. E sono idee coraggiose, pensate, siamo nel 1885, a pochissimi anni
dalla presa di Roma, dalla proclamazione del Regno d'Italia, dal dissidio con lo Stato Pontificio, con la Chiesa che amava governare anche il potere temporale nei territori posti a metà Italia, e siamo anche a pochi anni dal non expedit, e cioè dall'impedimento papale per i cattolici di far politica, di partecipare alla politica. Diciamo che questa è la prima ribellione del Fogazzaro, che era pur molto credente, ad una gerarchia ecclesiastica in cui non credeva più. È il primo germe, poi sarà sviluppato nei romanzi successivi, però è il primo germe di ribellione. E attorno ai due innamorati in pectore, perché in verità non si baciano nemmeno, c'è una natura che è partecipe di questi loro sentimenti, per cui tutto quell'immaginario, vero, che lui riesce a presentarci modificando i nomi, in verità corrisponde al sentimento vissuto in quel preciso istante. Ecco allora quando le cose sono chete, lieti, il rumano sarebbe il summano, dolce, vero, nelle sue ondulazioni, poi il passo piccolo, che sarebbe il colletto, e l'austero passo grande, sempre con queste nuvole, vero, addensate sopra alle forre nevose e alle frane, e poi a occidente il cavioio, lui lo chiama corno ducale, infuocato dal sole quando la passione prorompe, vero, le rocce del cavioio che diventano fulve, quasi rosse, no? Rosate. E poi c'è il barco, il cencio, e più giù scende lo sguardo, Villa Scura, il paese di Velodastico, ricco di ombre e di luci, dove i due passeggiano nel parco di Villa Cortis, Villa Velo, e poi c'è Caudemuro, il paese vicino, Arsiero, si va giù verso Lastico, Passo di Rovese e Seghe di Velo, il Rovese è Lastico, vero? Villa Carré è la villa dei suoceri, la villa Valmarana. Ci sono anche i due fiumi, la Posina e Lastico, che non si vedono ma si sentono. C'è quasi un'allegoria amorosa in questa rappresentazione. E poi si cercano nella furia dell'amore, si scoprono, si precipitano l'uno sull'altra a Ponte Schiri, dove si incontrano, no? Si uniscono con tempestosa gioia. Sono parole naturalmente piene di passione, vero, del Fogazzaro. Immagini che si antepongono all'amore non concluso, vero, fra i due cugini, di cui, vero, un sentimento che Fogazzaro chiama in un altro racconto la passione azzurra. Che cos'è la passione azzurra? È quel sentimento che unisce due persone per sempre, senza l'amore fisico, ma con un amore trascendente, elevazione dello spirito. È la teoria evoluzionista del sentimento. Ci fa un esempio, dice come l'uomo, vero, nato dagli istinti, si beava di rapporti carnali, anche brutali, poi ha conosciuto via via nella scala dell'evoluzione il sentimento d'amore, quindi di rispetto, e così l'evoluzione ci porterà, vero, a staccarci anche dall'aspetto fisico per vivere, vero, in una dimensione trascendente questo sentimento. Ed emblema di questo amore diventa la colonna spezzata portata dalle terme di Caracalla, che era collocata sul culmine del parco di Villa Velo, Villa Cortis,
con alla base, dice Fogazzaro, 2 mani che si stringono e la scritta latina, ieme et estate, et prope et procul, usque dum vivam et ultra, cioè da vicino e da lontano, d'inverno ed estate, finché io viva e più in là. È una dichiarazione d'amore formidabile. Ieme et estate, te prope, te procul, usque dum vivam, usque, finché io viva, ma anche più in là, anche oltre. Un amore immortale, quindi, ecco. Il tema dell'amore sofferto e contrastato lo ritroviamo anche nel piccolo mondo moderno. 6° capitolo, Vena di Fonte Alta, i 2 innamorati questa volta sono Piero Maironi, lo ritroviamo, il figlio di Franco Maironi e Luisa Rigei, sindaco di Vicenza, sposato, ma la moglie purtroppo è demente ed è in un istituto ricoverata a Brescia. E poi lei, Jeanne de Salles, in verità Iole Moschini Biagini, una donna bellissima, magnetica, con gli occhi magnetici, vero? Una donna che Fogazzaro aveva imparato a conoscere in una vacanza a San Bernardino e che aveva una sua villa a Stra, lungo la strada da Padova verso il mare, e dove aveva creato un salotto letterario in cui partecipavano un po' tutti, anche D'Annunzio, anche lo stesso Fogazzaro. Ecco. Allora c'è questo incontro, l'ultimo. Lei ha invitato lui su nella vacanza alpina di Vena di Fonte Alta perché lui vorrebbe lasciare tutto, vorrebbe lasciare il mondo, fare giustizia laddove giustizia non c'è, altro concetto riferito alla pochezza, secondo Fogazzaro, di quello che faceva la Chiesa in quel periodo, fare giustizia laddove giustizia non c'è, aiutare gli umili, Maria Fogazzaro, altro insegnamento per la figlia. E compiono insieme questa passeggiata avvolti in una natura che è ora panismo, quasi la pioggia nel pineto, insomma, del D'Annunzio, no? Questo nebbione fumato su dalle valli che li copre, li protegge, vero? Crea quasi una coperta di lane flosce. E poi il cammino verso la fontana dei Noci, dove i 2 finalmente si baciano, anche se lei deve far violenza su se stessa per poterlo fare. Ecco, Fogazzaro ha scoperto, prima ancora di Freud, vero, la psicologia del profondo. Cos'è che frena Jeanne de Salles, vero, nella necessità di trattenere il suo uomo? È la violenza che lei ha subito dal marito, molto brutale. E Fogazzaro indaga prima ancora di Freud, che Freud presenterà a New York nel 1909 assieme a Jung, il suo allievo che poi lo tradirà, e presenterà in 4 conferenze la nascita della psicologia e parlerà per la prima volta della psicologia del profondo. Che cos'è questa psicologia del profondo? Ecco, ognuno di noi ha subito dei traumi. Jeanne ha subito il trauma della violenza. Fogazzaro lo chiama il perturbante, e cioè lo sconvolgente, e cioè il conflittuale, e cioè l'angosciante, e cioè il doloroso, e cioè l'inquietante, che riemergono ogni volta che si ripresenta l'occasione del rapporto fisico, vero? E che diventano patologia. Pensate, 10 anni prima di Freud, altra intuizione del genio di questo nostro scrittore. E la passeggiata è romantica, tragica, vero? Rotta dai campani delle mucche che pascolano sui prati di Vena di Fonte Alta,
ci sono i chiaroscuri, c'è il picquastore, cioè lo Spitz, che ora è nero di nubi, ora si colora di rosso, in dipendenza proprio di come va questo amore. Non è un caso se Fogazzaro sceglierà proprio la Valdastico come scenario di Leila, l'ultimo suo romanzo. Ecco, io qui vi ho portato proprio una copia che conservo con particolare cura, vedete come si riduce un libro quando viene non soltanto letto e riletto, ma anche subisce le ingiurie del tempo, insomma. No? Questo qui è il 50° migliaio, 4ª edizione, 1925. E ve l'ho portato perché poi vi spiegherò anche il motivo. In Leila troviamo che finalmente Fogazzaro riesce, vero, a coniugare il dualismo, a cercare una fusione fra senso e spirito, fra sensualità e misticismo. Fogazzaro era un uomo che sentiva fortissimo il richiamo dei sensi, però aveva anche una grande fede. Ecco, lui tentò una conciliazione fra questi due antipodi, questi due sentimenti così contrastanti. E proprio, vero, a Velodastico, vero, lui costruirà la sua villa, la Montanina, vero, fondendo insieme ciò che aveva ereditato da Don Giuseppe Fogazzaro, cioè il senso artistico, perché lui la vuole in stile liberty, chiamato anche Art Nouveau, secessionismo viennese, vero? Chiama dei pittori come il Linzi, come Carlo Clatry, vero? A decorare questa villa bellissima. Io qui ho un'immagine di com'era la Montanina, insomma, del Fogazzaro, vero? Tetti aguzzi, tantissimi fregi, vero? Addirittura Gennaro Bartoli, che era uno scultore modernista, lo chiama proprio per le sculture di cui era attorniata la villa, e la chiesettina di Santa Maria ad Montes, che forse poi troveremo anche se andiamo a conoscere alcuni dei reperti portati da Maria Fogazzaro qui a Vittorio Veneto, nella casa di San Raffaele. Ed ecco che allora questo amore finalmente si traduce in un matrimonio, vero, fra i due innamorati, e sembra che questa volta veramente Fogazzaro abbia ascoltato i tanti consigli che gli venivano dai giornalisti, dagli amici come Giacosa, dai familiari come Maria. Perché? Perché 2 anni prima, vedete, 1905, Fogazzaro aveva composto e pubblicato Il Santo, in cui aveva declinato il suo desiderio di una riforma della Chiesa cattolica e soprattutto dell'apostolato cattolico nel mondo. Lui sentiva che la Chiesa era lontana, soprattutto dopo la Controriforma protestante, lui la sentiva lontana dal popolo. Ecco, e allora lui, anche forse influenzato dalla dottrina di Don Antonio Rosmini, che oggi è beato, parla di 5 piaghe, 5 spiriti maligni che assillano la Chiesa, e sono lo spirito di menzogna, lo spirito di egoismo, lo spirito di dominazione, lo spirito di immobilismo anche davanti ai successi della scienza, alle scoperte della scienza, vero? E infine lo spirito di autoritarismo. E benché candidato a prendere il Nobel per la letteratura dagli accademici di Svezia, ecco, proprio questa condanna e messa all'indice del romanzo da parte della Chiesa porta Fogazzaro non soltanto a perdere il Nobel in favore del Carducci, vero, che
non meritava tale premio, perché molto più alta era la poesia del Fogazzaro, e lo fa entrare in una crisi da cui poi uscirà costruendo la Montanina e quindi lo scenario dell'ultimo romanzo, Leila. E allora lì le promesse fatte a queste persone che gli vogliono bene, no, questa volta tutto filerà liscio, non verrà minimamente fatta polemica con la Chiesa, vero, eccetera, tutte le promesse fatte dal Fogazzaro, sarà un romanzo dolce, un romanzo ricco di poesia, eccetera. In verità è bellissimo, è una poesia Leila, e in verità lo spirito ribelle del Fogazzaro si rivela ancora una volta quando Leila e Massimo Alberti, il suo innamorato, si recano con Donna Fedele, la dama bianca delle rose, ad Oria, nel cimitarino Romito di Oria, ad accogliere le spoglie di Benedetto il Santo, vero? E nell'orazione funebre Don Aurelio, curato di Lago di Verodastico, fa l'orazione funebre e si scaglia contro una chiesa cieca, sorda, egoista, autoritaria, eccetera, insomma, no? Per cui anche Leila viene messa all'indice. Siamo nel 1910 quando esce Leila. Fogazzaro non soffrirà anche questa ulteriore condanna, perché il 7 marzo 1911 muore lasciando dietro di sé delle dispute, ancora oggi probabilmente non risolte, se non in parte. Ecco, il cerchio si chiude. Questa è l'esistenza del Fogazzaro, questa è l'esistenza del rapporto fra Fogazzaro, uomo e artista, e il suo mondo. E Maria gli è rimasta vicina fino all'ultimo, rimarrà a vivere con i genitori, vero, anche fino alla loro morte. E proprio ieri, guardando per l'ennesima volta questo romanzo, ho aperto il frontespizio e con mia sorpresa, perché solitamente Fogazzaro non dedica i suoi libri a nessuno se non di nascosto. Esempio, vero, quando deve tratteggiare il personaggio di Elena nel Daniele Cortis, si rifà al suo amore, non amore, con Felicitas Buchner, l'istitutrice tedesca dagli occhi di ghiaccio, bavarese, di cui si innamora follemente e rimarranno innamorati per parecchio tempo. E proprio sarà lei, dopo la morte del poeta, a consegnare il manoscritto di Daniele Cortis a Gallarati Scotti, il biografo del Fogazzaro, con la dedica ad Elena. Nessuno aveva sospettato di questo amore tenuto nascosto. Perché? Perché c'era il matrimonio, c'era salvare la famiglia di lui. Lei in verità abbandonò per lui il fidanzato tedesco, vero? E l'aveva seguito poi per moltissimi anni con una corrispondenza giornaliera fatta anche di 5 lettere al giorno. Oggi i messaggini sono molto di più, allora c'erano le lettere. Ecco, allora con sorpresa, terza di copertina, a mia figlia Maria. Ecco, è l'unico libro che lui dedica ad un suo familiare, alla figlia Maria. Perché? Perché gli è stata vicina. Pensate che ha trascritto gli ultimi 3 romanzi, l'ultimo addirittura sotto dettatura. Condivideva con il padre, vero, ciò che lui faceva, tutto ciò che lui faceva, forse anche le sue idee, anche se poi prenderà le distanze da queste idee così di ribellione, vero? E proprio dedicando a Maria quest'ultimo romanzo ha quasi voluto
darle un saluto affettuoso di padre, che per Maria era un faro. Il faro si spegne. Rimangono le opere di carità. Rimane l'esempio di un padre che assieme alla Buchner, diventata anche lei ormai anziana, aprono proprio a Velodastico, a Sede di Velo, il primo di centinaia di asili di carità che accoglievano i figli, bambini abbandonati, accuditi e istruiti da una maestra mamma. Nelle terre dei Valmarana adotta una riforma agraria, concedendo la terra da lavorare ai contadini e che potevano raccogliere i loro frutti, autosostentarsi. Quindi sono degli esempi positivi che vengono lasciati come una traccia indelebile per quanto riguarda il futuro del Fogazzaro. Ha perso il suo faro, lo ritroverà in padre Gioacchino Maria Rossetto, che è priore dei Servi di Maria nel santuario di Monteberico, ma questa è un'altra storia. Beh, è una storia veramente affascinante, quella di Antonio Fogazzaro, e spero che abbiate colto le parole del professore. Ed ora vediamo questo legame che aveva Maria Fogazzaro con il padre Antonio, e passo quindi la parola a Maria Luisa Guaratto. Allora, buongiorno a tutti. Mi scuso perché non sono abituata come il professore a tenere conferenze. Sarà una presentazione molto semplice della vita di Maria Fogazzaro e mi scuso se dovrò ripetere tante cose che sono state dette da chi mi ha preceduto sulla vita di Maria Fogazzaro. Quindi purtroppo ripeterò, ma ci saranno forse l'ultima parte più sviluppata e più nuova. L'8 febbraio 1881 Antonio Fogazzaro accoglieva con gioia la nascita della sua terza ed ultima figlia, Maria. Subito la descriveva così nel diario di famiglia. È bruna, ha il naso grosso, 2 belli occhi che gira con vivacità, molti capelli neri. Tace lungamente dopo mangiato, anche senza dormire, indizio di bontà, che è già stata sottolineata precedentemente. L'anno successivo, però, la bambina mostrava già il suo carattere forte e volitivo. Così ne scriveva il padre. È bisbetica, piange spesso, vuole quel che vuole, molto intelligente però. A soli 4 anni Maria dimostrava di essere, secondo le parole del padre, molto vivace e impetuosa in tutto. Cresce, dice Fogazzaro, sulle orme del fratellino, Mariano, che è il suo idolo, il suo modello. Ancora bambina, soffre di una coxite che le lascerà il segno per tutta la vita, farà sempre fatica a camminare. Uscirà dalla fase più acuta molto lentamente e con più di 1 anno di immobilità, quindi da piccola così ha dovuto accettare di restare immobile a letto. Ha dimostrato sempre la sua vivace intelligenza, buoni sentimenti e un vivo amore alla musica, cui si è dedicata molto presto. Non ha frequentato nessuna scuola, ma ha ricevuto in casa, primariamente dal padre e poi da altri insegnanti, una formazione molto approfondita e curata a tutti i livelli. Del resto, l'ambiente di Casa Fogazzaro era animato dalla presenza e dall'apporto di molti personaggi
che la arricchivano di vari stimoli intellettuali, religiosi e filosofici. E dopo che la figlia Gina era andata sposa al marchese Giuseppe Roi e dopo la perdita del figlio Mariano, morto di tifo a soli 20 anni, lo scrittore si è dedicato e affezionato sempre di più alla figlia Maria. Lei, a soli 14 anni, aveva già realizzato col padre una comunione profonda, sia di sentimenti che di comprensione intellettuale, concretizzata sia nella ispirazione per i suoi romanzi che nella collaborazione con lui. Infatti, ispirò alcuni personaggi dei romanzi del padre, ad esempio la figura di Maria d'Axelles, sposa di Giovanni Selva nel Santo. Scrive Piero Nardi: facendo suoi i problemi morali, religiosi e sociali di suo padre e schiudendosi in questo modo la via da battere un giorno in perfetta concordanza con l'indirizzo cattolico, superando cioè le antinomie che dovevano fare il dramma degli ultimi anni di lui, ella finiva a corrispondere in tali anni al tipo della moglie di Giovanni Selva, svolgeva così una sua funzione di mediatrice discreta nel mondo di suo padre, impegnato in una battaglia di idee. Morra, lo scrittore a cui più mi sono riferita perché negli ultimi mesi della vita di Maria lui ha avuto proprio degli incontri, dei colloqui qui a Vittorio Veneto con lei, e Morra aggiunge: negli ultimi anni lo scrittore si ritrasse addolorato da una corrente che prendeva vie diverse da quelle che egli aveva pensate, sentendo il vuoto di certo intellettualismo ammantato di una religiosità senz'anima, povera cosa di fronte al cristianesimo ardente di carità. Maria mantenne una fede che ha concretizzata in scelte di apertura e di aiuto ai vari bisogni della società. Ben presto Maria dovette dedicarsi all'assistenza al padre nella malattia che lo fece soffrire a lungo e lo portò poi alla morte. Fogazzaro la chiamava la mia perfetta infermiera. Dopo la scomparsa del padre, Maria si assunse un compito che la accompagnerà fino alla fine della sua vita: fare in modo che il pensiero, la personalità e la figura del padre apparissero nella loro vera luce e non venissero distorti da interpretazioni che non rispondevano a quanto egli aveva vissuto. Dopo la sua morte, infatti, ella curò la pubblicazione delle ultime, versi, studi brevi e pensieri del padre. Uscirono poi 2 volumi contenenti telegrammi, discorsi commemorativi, articoli di riviste e giornali, sia italiani che stranieri, apparsi in occasione della sua morte. Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, anche la madre di Maria rimase inferma, colpita da paralisi che la immobilizzò per 8 anni. Naturalmente, Maria donò a lei il suo tempo e le sue cure, come aveva fatto con il padre. Con l'inizio della guerra si dedicò senza porsi limiti ad aiutare nei molti bisogni che sorgevano nella società e nelle famiglie. Infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana fin dal 1910, Maria assunse la presidenza del Comitato di Assistenza Femminile Vicentino, che aveva cominciato la sua opera fin dal periodo di neutralità dell'Italia, come comitato di preparazione civile. Con l'Unione degli Emigrati Vicentini si adoperò per assistere i connazionali rimpatriati e disoccupati e per soccorrere le famiglie dei richiamati. Per aiutare i figli di costoro, alla fine della guerra, nel 1918, fu fondata la Casa Materna, presieduta da Maria Fogazzaro fino al 1927.
Anche la Casa della Provvidenza, in aiuto a ragazze in pericolo, fondata sempre nel 1918, fu sostenuta da Maria Fogazzaro, che aiutò anche dedicandosi ai lavori più umili. Collegata idealmente a questa istituzione, la Casa della Provvidenza, fu anche nel 1937 l'opera della protezione della giovane a Vittorio Veneto, di cui fu presidente proprio Maria Fogazzaro, fin da quando la sede dell'opera fu trasferita da Palazzo Ascoli alla Casa San Raffaele. Queste opere benefiche non erano una novità in Casa Fogazzaro, dato che già lo zio, don Giuseppe Fogazzaro, aveva ideato, diretto e beneficato gli asili vicentini. Anche il padre di lei aveva iniziato l'asilo in Valsolda, luogo di vacanza dei Fogazzaro, a Montegalda e in Valdastico. Nella storia di Vicenza di quegli anni di guerra, il De Mori scrive: Maria Fogazzaro fu colei che impersonò nella maniera cristianamente e italianamente più nobile l'anima di Vicenza e delle donne vicentine. Portò solidarietà ed aiuto concreto in tantissime situazioni di bisogno, sia con la vicinanza che aiutando economicamente, oltre che scrivendo innumerevoli lettere per chiedere aiuti e cercare notizie. Partecipava con tutta se stessa alle vicende che si alternavano nelle linee di combattimento. Lì anche la villa della Montanina, a Velodastico, costruita dal padre proprio per lei, dice Maria Fogazzaro, fu distrutta da un bombardamento. In una lettera scritta probabilmente durante le giornate di Caporetto, così si esprimeva Maria. Nei primi 2 o 3 giorni ho sofferto atrocemente. Ora mi sento calma, come atrofizzata. Mi pare di essere come chi fa catena per l'acqua che deve domare un incendio. Mi sento esattamente così. Anche il dolore nella tempesta tace. Non è che nei primi giorni io mi sia lasciata trascinare a terra. L'azione ha continuato, ma era uno spasimo. Oggi sono gelida, però piena di forza, di fede. Non tace in me lo sdegno e il disprezzo verso i veri responsabili, che non sono i soli socialisti, che in questi ultimi mesi hanno rovinato il nostro popolo. Ma basta, anche l'ira deve ora essere silenzio. Fu felice e grata quando sentì avvicinarsi la vittoria che avrebbe preso il nome di Vittorio Veneto. Scriveva: questo meraviglioso vento di vittoria che mi fa chinare a terra riverente davanti all'Altissimo. Cessato il conflitto, il generale Pecori, in una solenne cerimonia tenutasi in municipio, a Vicenza, decorava Maria Fogazzaro della Croce di Guerra con le seguenti motivazioni: anima pia, gentile, benefica. Durante l'intero periodo della guerra, quale presidente del Comitato di Assistenza Femminile di Vicenza, legò il suo nome a tutte le feconde iniziative e a tutte le istituzioni che ebbero per fine l'assistenza ai soldati, ai profughi e alle loro famiglie, dirigendo generosamente posti di conforto, distribuzioni di sussidi e ricerche di notizie. Nei momenti più gravi, durante le incursioni aeree e le offensive nemiche che costituirono un imminente pericolo per la città di Vicenza, rimase intrepidamente al suo posto, mirabile esempio di virtù umane, cittadine e patriottiche. Già nel 1917, Maria aveva avuto occasione di incontrare al confessionale della Basilica di Monteberico in Vicenza padre Gioacchino Maria Rossetto, un frate dei servi di Maria i quali a tutt'oggi reggono quel santuario mariano.
Questo padre stava pensando di iniziare una famiglia di donne consacrate che vivessero però nelle situazioni normali di tutti, animate dalla spiritualità della filialità divina. Vivere nella fiducia e nell'abbandono a Dio, sentito come Padre amoroso e misericordioso. Considerare Dio come Padre e vivere la spiritualità filiale era per Maria una realtà già presente nella sua vita. Nel 1916 scrive ad un'amica: «Il Dio mi dona un periodo di beatitudine interiore così intenso che ne sono come sgomenta. Cosa vuole il Signore da me? Quale gioia indicibile ci divampa in cuore quando in esso, per attimi, ci sentiamo veramente figli di Dio». Senz'altro lei aveva attinto questa fiducia anche nella comunione di spirito vissuta con suo papà. Solo qualche esempio. Il Fogazzaro aveva scritto ad un amico: «Non sentivo più amari dubbi di fede, sentivo che erano annichilati nel grande amore fra il mio Padre del cielo e me. Solo avevo un grande terrore di perdere questo senso così dolce della sua paternità». Nella lettera ad una persona che era alla ricerca della fede scrive: «Ella dice di non saper pregare, ma è possibile che il suo cuore non si alzi mai nel desiderio di una luce infinita, di un infinito amore? Questo è bene il principio di ogni preghiera, è già preghiera per sé. Il cammino da fare per giungere alla preghiera di Cristo, al grido filiale verso il Padre, non è poi grande. E quella preghiera basta». Padre Rossetto aveva fatto cenno del suo progetto di formare una famiglia di donne che vivevano la consacrazione nel mondo anche a Maria, la quale solo dopo la morte della madre, nel 1922, poté realizzare pienamente quello che sentiva come la vocazione di cui Dio la chiamava. Lei stessa lo racconta ad Ottorino Morra in uno degli incontri avuti con lui proprio qui a Vittorio Veneto, pochi mesi prima della sua morte avvenuta il 30 settembre del 52. Racconta così Maria: «Dio Padre iniziò nel 1919 il suo divino disegno affidato ad un santo religioso passato al cielo nel 1935, unendo a Vicenza, in stretto vincolo spirituale, alcune vergini totalmente donate a Dio e chiamate a vivere e a diffondere in forte spirito di fede la vita della divina figliolanza, fonte di fiducia, di abbandono, di gioia, potente richiamo alla purificazione interiore per aumentare in noi la grazia e per ridonarla ai fratelli, vivendo nel mondo e avvicinando tutti senza rumore. Io», continua Maria, «appartengo alla famiglia dal 1921. In quell'anno alcune sorelle si riunirono in una mia modesta casa sul colle di San Bastiano. Precisare che qui lei dice modesta casa, in realtà è una villa, anche se in quel periodo messa un po' male dalle vicende della guerra. Mai da noi abitata, ma vicina alla nostra, distrutta poi dalle bombe, per essere, questo gruppetto, il piccolo focolare accentratore delle sorelle viventi in famiglia, cioè nella loro realtà normale di vita. Io le raggiunsi lasciando la mia casa di San Bastiano dopo la morte di mia mamma nel 1922. Infatti, Maria, dopo aver predisposto un altro lavoro per i domestici e dato loro la buona uscita, il 22 novembre 1922 lascia definitivamente la villa.
Emanuela Zampieri, prima responsabile della famiglia che si stava formando, descrive così questa partenza. Vedemmo Maria scendere le scale, la servitù si mise in saletta d'entrata su 2 file, tutti piangevano e la guardavano mormorando: «Signorina, signorina cara». Maria passò tra loro sorridendo, salutando tutti con la mano e senza più voltarsi indietro né dire che grazie, montò in auto e ci avviammo ai Carmini, la casa paterna. Non fu un distacco facile quello vissuto da Maria, ma il suo carattere volitivo e fermo superò questa e tante altre difficoltà che incontrò anche a causa della sua scelta apparentemente strana. Naturalmente, la gente non poteva comprendere come una persona vissuta per 40 anni negli agi e in un mondo di mondanità aristocratica potesse compiere una scelta così radicale, senza mezze misure. Lei stessa ne scrive nella lettera al Morra: «Ero e lo fui per molti anni, dato il mio cambiamento di vita che non ebbe le forti attraenti tinte di una entrata in convento, ero radiata o quasi dalla vita sociale». Continua il racconto di Maria al Morra. Nel 1929, malgrado tante difficoltà, un gruppo di ragazzi poveri con vocazione sacerdotale prese stanza in una villetta qui a Vittorio Veneto, sotto le ali del vescovo di allora, Monsignor Beccegato. Quando nel 1930 padre Rossetto fu allontanato dalla famiglia spirituale, la formazione alla nostra spiritualità di questi seminaristi, dice Maria, venne affidata ad Emanuela e ad altre con lei, sotto la guida vigile del vescovo. È avvenuto per noi il contrario di quanto avviene per solito. Noi sorelle abbiamo preceduto i nostri sacerdoti, che ora sono il centro spirituale della famiglia. Mi pare, dice Maria, che tale precedenza di noi sorelle sia la prova evidente della forza perenne della spiritualità che Dio ha voluto fecondasse la famiglia. Con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, Maria si pose nuovamente a servizio di chi aveva bisogno. Famiglie povere, perché il padre era stato richiamato in guerra, sfollati, chi aveva perso tutto nei bombardamenti. Durante il regime di occupazione tedesca, lei sopportò anche l'arresto e la durezza di 9 giorni in carcere a Vicenza. Passato il conflitto, Maria continuò la sua vita di preghiera e di azione per la famiglia a cui si era dedicata. Fu di grande aiuto quando difficoltà e incomprensioni osteggiarono duramente questa famiglia. Infatti, la Chiesa non riconosceva ancora la vita di consacrazione vissuta nel mondo e non voleva approvare questo gruppo. Questa forma di consacrazione, gli istituti secolari, sono stati approvati solo nel 1947. Maria Fogazzaro, insieme con Emanuela, mise a disposizione la sua preparazione e l'ufficialità del suo nome per elaborare i documenti necessari nel contatto con alte personalità sia a Roma che in altri luoghi. Aiutò così ad appianare la via sia per l'approvazione civile come associazione, sia più tardi, quando lei già era morta, per il riconoscimento ecclesiastico. Negli ultimi anni della sua vita, ritirata a casa San Raffaele di Vittorio Veneto, quando la sua salute venne meno, nel 1948 era stata colpita da paralisi, si dedicò con tutte le forze che le rimanevano a quell'opera che le era sempre stata molto a cuore: fare sì che la figura di suo padre venisse capita nella sua verità.
fra lei e il padre c'era sempre stata una profonda unione ed intesa e la visse in unione con lui anche una continuità ideale di vita dopo la morte. Lei stessa scrive nella lettera al Morra: «Voglio ancora dirle che senza il minimo intervento della mia volontà vi è perfetta armonia fra l'anima di mio padre, sempre vivente in me, e la mia vocazione, anche nelle espressioni pratiche di noi sorelle, cioè nelle cose molto semplici, molto quotidiane. È una realtà che vivo e che è dono grande di Dio». Ogni volta che si parlasse di suo padre in modo inesatto, cercava di precisare e rettificare. Soffriva quando la personalità e il travaglio interiore del padre venivano confusi con una certa forma di fogazzarismo decadente. Scrive che pregava Dio perché le mostrasse il modo per trovare, e sono parole sue, la via per un atto di giustizia che sento come mio dovere filiale di compiere prima di sparire. Sarà? Non sarà? Non lo so. E conclude: escludo le polemiche che egli pure non vorrebbe. Si addolorava perché qualche pubblicazione su suo padre, dice lei, non rifletteva affatto la netta, aspra lotta interiore fra spirito e senso che fu la radice delle ascensioni spirituali di mio padre, anelito verso le altezze dell'amore immortale, spinta a salire sempre più, a purificare sempre più tutto sé fino al supremo riposo. Dalla collaborazione di questi mesi con il Morra è nato un piano di lavoro che riuniva scritti inediti per rischiarare meglio la figura di Antonio Fogazzaro. In modo particolare a lei interessava l'uomo e il padre, quello che lei di più aveva conosciuto. Alla fine del lavoro e delle sue forze fu sollevata. Aveva realizzato ciò che sentiva come un preciso dovere verso il padre, ma anche come servizio alla verità. Sopravvenne però la morte e lei non poté vedere pubblicato questo suo lavoro, dato alla stampa poi per opera dei parenti. La mattina del 30 settembre 1952, dopo aver partecipato all'Eucaristia nella chiesa di San Raffaele, una nuova paralisi, stavolta mortale, mise fine alla sua vita. Il vescovo, Monsignor Socche, che era un amico della famiglia, celebrando il suo funerale nella chiesa di San Raffaele, pronunciò queste parole: «Di fronte a questa vita che ha compiuto il suo corso, ci torna alla mente l'episodio evangelico di Marta e Maria e risuonano le parole di Gesù rivolte a Marta. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta». Maria Fogazzaro aveva avuto davanti a sé la possibilità di una vita nel mondo dell'aristocrazia, continua sempre il vescovo Socche, delle lettere, delle arti, degli agi. Preferì rinunciare a tutto e seguire Dio. Come Maria nel Vangelo, anch'essa scelse la parte migliore. Vittorio Veneto diede il suo commosso saluto a colei che era diventata sua cittadina di adozione. Il corteo proseguì poi verso Vicenza, dove fu sepolta vicino al padre nella tomba di famiglia. A dominare la tomba c'è un busto che raffigura Don Giuseppe Fogazzaro, lo zio. Sotto il busto si legge un'iscrizione del romanziere, Antonio, fatta dopo la morte del figlio, per cui egli vedeva finire nelle due figlie la sua discendenza. Nessuno avrebbe portato avanti il suo nome. Le parole sono queste: «O eletto fiore del sangue nostro, Don Giuseppe Fogazzaro, intercedi tu, il più degno presso il Dio, per la tua stirpe che senza macchia si estingue». Quella discendenza
non solo era finita senza macchia, ma in Maria, l'ultima che aveva portato il suo nome, aveva lasciato una luce e un richiamo verso l'alto in quanti l'avevano avvicinata. Tutti avevano potuto sperimentare la sua fede e la capacità di donare se stessa, le sue forze e quanto possedeva, anche materialmente. Ora credo può essere più evidente come Maria realizzò pienamente quanto suo padre le aveva scritto in una dedica nel diario che lei teneva da giovane. Scrive: «Le mie migliori parole per te non possono essere poste qui. Io cerco di ispirartele vive nel cuore, onde corrano col sangue tutto l'essere tuo e lo conformino di sé, e tu diventi un giorno la più giusta, la più elevata, la più forte, la più gentile parola mia». Grazie. Grazie. Bene, io ringrazio moltissimo i nostri relatori, Maria Luisa Guarato per questa descrizione che ha dato di Maria Fogazzaro, il professore filosofo che ha portato anche dei libri di pregio molto preziosi. E prima di salutarvi vorrei innanzitutto ringraziarvi della vostra presenza e ecco, se c'è qualcuno che vuole intervenire e vuole fare qualche domanda, o se il nostro amico, il signor Umberto Darcier, che ha conosciuto Maria Fogazzaro, se vuole... Vieni qua. Ero bambino e ho frequentato qualche volta a casa San Raffaele perché avevo mio fratello che ha studiato là, mio fratello maggiore, io sono il 10º, e quel giorno che lui ha fatto il sacerdozio, ha fatto la comunione a me, e mi ricordo che la settimana prima sono stato là e sono caduto nella fontanella che c'era, penso che sia ancora là. Sì. Quindi, e poi ho sentito sempre nominare questa Maria, poi la Manuela. Scusate. Bene. Grazie. Io vorrei innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo evento, oltre all'amministrazione comunale, anche gli amici di Vittorio Veneto, Lorenza, Amabile, Fiorella, Sergio, Franco e Romano Volpato, il vicepresidente dell'associazione, e poi anche delle aziende che con la loro sensibilità ci hanno sostenuto, in particolare l'azienda Keyline di Vittorio Veneto, la dottoressa Maria Cristina Gribaudi, che si definisce donna di fabbrica ma che ha una grande sensibilità per la cultura e per l'arte, e in particolare l'azienda Distilleria De Negri di Vittorio Veneto, la storica distilleria che nel 2015 partecipò a un concorso internazionale a Londra ed è stata premiata, pensate, il premio assoluto, la miglior grappa del mondo, la grappa degli Amighi. Noi amici di Vittorio Veneto vogliamo dare un omaggio, se andate a prendere, ecco, ai nostri relatori, così vi ricorderete di noi. Non vi ubriacate però. E poi vorremmo regalarla anche all'assessore di Vielodastico, così si porta un ricordo di Vittorio Veneto. Sì. Se vuole avvicinarsi a noi per un saluto.
Buongiorno a tutti. Allora, io ringrazio innanzitutto questa associazione Amici di Vittorio Veneto per averci invitato. Siamo qui molto volentieri, abbiamo ascoltato questo convegno, veramente io mi sono emozionata perché vivendo in Valdastico proprio si rivive quello che abbiamo, la bellezza che c'è da noi. Quindi invito tutti voi che magari non conoscete la nostra zona a venire a trovarci, a visitare le ville del Fogazzaro, la Villa Montanina, la Villa Velo, che sono anche accessibili, quindi è possibile vederle. Antonio Fogazzaro, come avete sentito che ci ha raccontato il professor filosofo, ha avuto un rapporto un legame molto stretto con la figlia, e questa figlia Maria che aveva una missione, no, di altruismo, mi sembra appunto di aver capito che era una crocerossina, una missionaria. Ecco. Fogazzaro soggiornava molto a Velodastico, è stato ispirato dall'ambiente nostro, dalle nostre zone, dal nostro verde, dalle nostre montagne, ha scritto molti romanzi e quindi insomma per noi è qualcosa di importante. Ecco, abbiamo come amministrazione portato un piccolo pensiero per la presidenza, per la presidente dell'associazione e per il comune anche abbiamo un piccolo pensiero, sì, magari lo diamo all'assessore. Ecco. E per lei, grazie di tutto. Bene, ringrazio moltissimo l'assessore, io ringrazio tutti quanti voi perché io dico sempre, senza di voi non ci possono essere tutti questi convegni, queste iniziative che ci stimolano sempre a fare qualcosa di più. Grazie ancora di cuore a tutti e chi si è prenotato per la visita guidata al Museo di Arte Sacra, gli invito a scendere e la nostra amica Fiorella vi accompagnerà fino all'ingresso e lì troverete la guida del professor Pianca. Grazie a tutti e buona giornata.